Si chiude la serata del Savio con un confronto riservato a soggetti di 4 anni, ritirato il numero 10 Aboli, restano in 11 Astrolabio, Car, Andreotti, GG, Another One Mau, Alicante, Adelaide Di No, Iron Man dell'FM, in seconda linea Asiagolai, Tarondesi, Andrea Speed, Alain Delongare e Atos Laxmi. Questo è lo schieramento, macchina che accelera. I partiti in questo momento. Si avvantaggiano subito Alicante e Adelaide Di No. Mentre c'è l'errore di, ci sembra, Another One More. Numero 4 Alicante squalificato, numero 3 Another One More squalificato. E così vediamo rilevato al comando il battistrada da Andreotti G&G, che non perde tempo e va subito a condurre nei confronti di Adelaide Di No. I due prendono vantaggio sul terzo, che è a distanza Astrolabio Car, ci sembra. E poi via via gli altri. Intanto se ne vanno i primi 432 e i 645,9 con Andrea Farolfi che quindi guida davanti alle tribune, si trascina Adelaide Di No, quindi in terza posizione rimane Astrolabio Car, in quarta c'è il numero 8 Arondesi, poi Andrea Speed, via via gli altri con Alain Delongar raggiunto all'esterno da Atos Laxmi. Intanto 1:1 il passaggio agli 800 e chilometro che se ne va in 1:16,5. Fa andatura il leader e ora prende vantaggio degli avversari, mentre ha spostato dalla terza posizione Astrolabio Car e va su Adelaide Di No cercando di impegnarlo. Intanto l'errore di Alain Delongar, passa in seconda posizione Astrolabio Car. Tanto nettissimo il vantaggio di Andreotti G&G e altrettanto netto secondo è anche Astrolabio Car, che aveva sgambato veramente molto bene. Vediamo l'arrivo in dirittura con Andreotti G&G che non ha problemi e sfugge agevolmente agli avversari, anzi incrementa il vantaggio. Ottimo secondo è Astrolabio Car, al terzo chiude il numero 12 Atos Laxmi. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo, 31-31 il doppio quarto finale per chiudere e Andrea Farolfi chiude così in bellezza la serata vincendo con Andreotti G&G da favorito. 2,25 la quota al totalizzatore per questo allievo di Mattia Orlando. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo del Savio di Cesena. L'appuntamento è per venerdì prossimo. A tutti buona serata.